Ma sì, ma secondo me, cioè, se si riesce a fare qualcosa di utile, e utile vuol dire stroncare il business dell'immigrazione, beh, caspita, ma che lo faccia Minniti, che lo faccia Salvini o che lo faccia chiunque altro, a me interessa il risultato finale. Il risultato finale deve essere quello che sei uno scaffista, ti metto in galera, butto via la chiave e te hai finito di agire in maniera criminale. Se fai parte di mafia capitale e guadagni sugli immigrati, sei uno schifo e ti devi prendere 30 anni di carcere come si sono presi. Arriva un ministro che fa queste cose, ma io sono felice come cittadino prima di tutto, e quindi questo è indubbio. Sul fatto che ci siano dei respingimenti di navi che non devono attraccare, eccetera, ma viva Dio, ma ben venga. Ma da questo monopolizzare la discussione politica, perché ormai ne parliamo stasera, ne parliamo in radio, ne parliamo sui social, ne parliamo di qua, ne parliamo su, ne parliamo giù, dico ragazzi fermi tutti un secondo, perché ci stiamo anestetizzando di fronte a questo. Anestetizzando vuol dire che poi il resto va avanti, non è che il resto si ferma perché noi ci divertiamo a dire no ha ragione, no non ha ragione, sì lo facciamo, no non lo facciamo. E quando noi andiamo, cioè, Salvini vuole fare gli immigranti, sei un grande, vai, fallo. Facciamo il resto? No, che ci fermiamo tutti quanti a giudicare cosa fa, lo fa bene, l'ha fatto male? No, un migrante più, un migrante meno. No, cioè, ok, sei il numero uno dei migranti. Anzi, ha dato più tempo e modo al Movimento 5 Stelle di studiare gli interventi che deve presentare nei prossimi giorni. No? Noi stiamo per portare una rivoluzione che arriverà in aula, che è una cosa allucinante. Vietare la pubblicità del gioco d'azzardo. Cioè, questa è una cosa che sta passando in sordina. Ma ricordiamoci che il gioco d'azzardo sono quelli che avevano ricevuto una multa da 90 miliardi di euro, 90 miliardi di euro, e non l'hanno pagata. Cioè questi per la prima volta nella storia avranno il divieto di poter fare la pubblicità. Aggiungiamo un dato, allora, prima della pubblicità, poi riascolteremo